Castelfranco Veneto ospita per la prima volta in Italia FIACULT, il Festival internazionale audiovisivo della cultura e del turismo, volto a promuovere audiovisivi nei settori del turismo, commercio e cultura. È un festival internazionale di film, di curtas, di turismo, cultura e commercio. Questa è la prima volta che facciamo in Italia, è il terzo anno di FIACULT. FIACULT è arrivato in Italia ed in Veneto grazie ad un legame non solo culturale ma anche storico tra Brasile e questa regione. Castelfranco è città d'arte, città della cultura, città della musica, quindi a maggior ragione cercavamo un festival che permettesse alla città di farsi conoscere maggiormente, non solo attraverso il Giorgione, non solo attraverso la fortuna del nostro conservatorio di musica, ma anche a livello proprio più turistico e quindi rendere Castelfranco attrattiva all'esterno. Molti video in concorso che hanno valorizzato il Veneto e la Marca Trevigiana, e tra i video che hanno raggiunto la finale c'è anche quello del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Promuoviamo il territorio di tutto il Trevigiano, quindi non solamente Treviso, il centro, la città, ma anche tutte le realtà come quella di Castelfranco Veneto che hanno una ricchezza da un punto di vista culturale immensa. Durante la serata grande spazio ai giovani, con l'assegnazione del premio Carlo Sartori dedicato a giovani emergenti videomaker. L'iniziativa parte proprio da questo, dai giovani. Carlo Sartori ha insegnato all'università per tanti anni e ha sempre contribuito per dare un impulso ai giovani e nel mondo dei video.